Bene, ed eccoci ritornati in studio, dunque con il nostro appuntamento con il Memento, la nostra rubrica settimanale che questa volta, per questa puntata, dedichiamo a un tema che è stato al centro dell'attenzione, possiamo dirlo, ormai da quasi 2 anni, Ermanno. Da diversi anni, particolarmente da 2 anni, perché c'è stato il referendum, quindi parliamo dell'autonomia del Veneto, e il referendum ha dato un segnale molto positivo e molto chiaro, non c'è stata una via di mezzo. La percentuale di votanti è stata elevatissima e quindi diciamo che è passato a pieni voti. Un referendum che naturalmente era di sondaggio, perché non aveva la capacità di poter cambiare le cose, però era un bel segnale per poter affrontare il problema e cambiarlo. Ecco, e quindi adesso vediamo cosa succederà. Anche perché al governo c'è un rappresentante della Lega, quindi che dovrebbe supportare ragionevolmente un passaggio indolore a quello che è un'autonomia, che non vuol dire separazione, vuol dire che certe, diciamo, applicazioni, certe operazioni le può fare la Regione indipendentemente dal governo centrale, che spesso perde di vista quelle che sono le necessità regionali, e appunto per questo abbiamo 2 graditi ospiti. Certo, abbiamo buonasera a Roberto Ciambetti. Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, ricordiamo Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente della Lega. Al suo fianco abbiamo Roberto Agirmo. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Indipendenza, noi Veneto. Qui ci sono 2 temi che, come dire, si sono confrontati per tanto tempo: indipendenza, autonomia. Allora iniziamo da Ciambetti, chiaramente dal Presidente Ciambetti, perché questa è un'autonomia che è stata fortemente voluta, votata, come si diceva, e c'è grande aspettativa su questo progetto e su questa possibilità. Mi permetto di implementare le cose dette dal nostro padrone di casa, mi permetto di dire. Le percentuali del referendum, quella diciamo ufficiale di carte, parla del 58 e rotti per cento, ma quella vera dei residenti in Veneto è 62,5%, perché avevano aggiunto i residenti AIRE che non potevano sicuramente votare, cosa che non era ad esempio presente nei dati del referendum del 4 dicembre 2016. E se forse non avessimo dato anche il risultato alle 19 di aver superato il quorum, magari qualcuno in più era spinto ad andare a votare. Invece noi avevamo quella deadline di comunicare appunto alle 19 il risultato, e già l'avevamo superato il quorum. Quindi, e c'erano state delle punte molto più alte in alcune zone, pari siamo arrivati in certe zone al 70%, al 75%, però appunto dare quei dati lì ha anche detto alla gente: fatta, raggiunta, evviva, e qualcuno piuttosto di uscire a prendersi la pioggia che c'era quel giorno è rimasto a casa. Comunque è stato chiarissimo il risultato dei Veneti, oltre 2000, quasi 2400.000 persone che hanno votato in maniera chiara un desiderio di cambiare le cose rispetto allo status quo, e vi assicuro che se non avessimo avuto il referendum alle spalle, in questo momento ai ministeri ci facevano pernacchie. Invece la spinta popolare che il referendum ha dato è inequivocabile. Tra l'altro, quando la Regione Veneto lo chiese già nel 92 e nel 2000, le motivazioni che la Corte Costituzionale diede per dire no al referendum, anche se consultivo, disse che qualsiasi risultato avrebbe influenzato il legislatore sia nazionale che locale. Quindi il risultato è chiaro, inequivocabile, e deve essere tenuto presente da chi sta amministrando, di qualsiasi colore esso sia, di qualsiasi sensibilità, deve tener conto di una indicazione popolare chiara e limpida. Io sono anche ottimista sul percorso, diciamo, che sta avendo adesso questo provvedimento a livello governativo, perché fa parte fondamentale del contratto di governo che lega le 2 forze che avevano programmi diversi, sensibilità diverse, iniziative diverse, perché nel contratto è scritto in maniera chiara ed inequivocabile che è priorità del governo dare attuazione all'articolo 116 terzo comma della Costituzione per le regioni che motivatamente lo richiedono. Come Veneto, con referendum, ma soprattutto con la capacità amministrativa che il Veneto ha sempre dimostrato, motivatamente abbiamo chiesto di
assumerci delle cose che fa adesso qualche ministero e noi abbiamo la presunzione di saperlo fare leggermente meglio. Ecco, ma allora la differenza tra autonomia e indipendenza, qual è il sofisma? Allora, più che sofismo io vorrei entrare nel dettaglio. Diciamo che come gruppo indipendentista noi ovviamente il nostro must, il nostro core è quello dell'indipendenza, ma siamo anche sostanzialmente dei razionali. Sappiamo che per arrivare ad avere quello che è il nostro sogno bisogna avere un percorso di un certo tipo e riteniamo che assolutamente l'autonomia sia questo percorso, sia prodromo ad arrivare a quello che è il nostro risultato. Vediamo, anche se oggi è una giornata particolare, che anche in altre zone europee si è passati prima attraverso un percorso autonomista molto importante, vedi la Scozia piuttosto che la Catalogna, e quindi anche noi riteniamo che il percorso autonomista sia fondamentale per arrivare a poter sognare qualcosa di più. Detto questo però, sebbene anche noi abbiamo aiutato nel nostro possibile quello che è stato il referendum per l'autonomia, spingendolo veramente sull'acceleratore, c'è da dire che prendo spunto dal titolo della trasmissione. Allora, autonomia, ci sarà il pacco sotto l'albero? Onestamente vedo quell'aggettivo di pacco che potrebbe dare adito a doppie valenze. Mi spiego meglio. Può essere interpretato. Può essere molto interpretato, quindi sta molto una chicca simpatica come titolo. Allora, noi oggi ci troviamo di fronte a quello che ha detto il Presidente Ciambetti. Io onestamente lo sposo al 100%, quindi non ho nulla da eccepire su quello che ha detto. La domanda è se quello che è stato fatto fino adesso anche dalla Regione Veneto sia soltanto esclusivamente prodromo a risultati elettorali piuttosto che alla realizzazione reale e tangibile di quello che è l'autonomia stessa. Parliamoci chiaro. Il Presidente Zaia, in questo caso, durante il periodo pre-referendum, andava avanti dicendo la solita sua frase, ossia pancia a terra, perché la madre di tutte quante le battaglie dobbiamo diventare come Trento e Bolzano, cioè 9 decimi del residuo fiscale e 23 competenze. Fosse così, chapeau, cioè, accidenti, 23 competenze e 9 decimi del residuo fiscale è esattamente quello che ci aspettiamo, considerando le promesse su base referendaria e l'auspicio di realmente poter portare avanti quelli che sono i principi anche costituzionali, dove ci troviamo ad avere una regione che potrebbe, proprio per Costituzione, essere agli estremi del federalismo, perché è previsto all'articolo 5 della Costituzione. Ma mi domando, se oggi o domani o dopodomani uscisse dal Consiglio dei Ministri una proposta che io ritengo monca, qualunque cosa non sia 9 decimi del residuo fiscale, 23 competenze, per me è monca. E non solo per me, perché non sarebbe una vera autonomia, sarebbe semplicemente un ulteriore pacco, come dice la trasmissione, rispetto a quello che è il sentire dei veneti. Poi io capisco perfettamente che ci siano delle tempistiche tecniche, però ricordo che il giorno prima del referendum, quello che oggi il vice premier Salvini diceva: con me al governo l'autonomia del Veneto e della Lombardia ci sarà in 15 minuti. Testuali parole di Salvini. Ok, una buttata, prendiamola come tale. Ha sbagliato i minuti in anni, dai. Purtroppo penso sia così. Ora, ok, una buttata, diciamo che fa correre, e questo gli ha dato una mano anche a livello elettorale per poter essere a posto, non è quello il problema. Ma a livello di tempistiche io capisco anche che una volta fatto il referendum c'era il governo Renzi e il ministro Costa ha detto ma ci sono dei problemi, era qua il e c'erano dei problemi per andare avanti. Allora tutti quanti, vabbè, ok, spingiamo ancora sulla Lega ex Nord, piccolo dettaglio da non trascurare, ok, spingiamo ancora sulla Lega ex Nord e cerchiamo di portare avanti questo discorso. Infatti si è visto, il risultato della Lega in Veneto è stato eccezionale. Sì. Però ci troviamo di fronte che ogni giorno c'è qualcosa che non torna. Ogni giorno bisogna posticipare a qualcun altro. Della parte del proseguo. Allora, per autonomia, che è il primo passo, diciamo, è una scala da fare, il primo gradino, lei ha detto che è questo, bisogna arrivare all'autonomia perché agevola la salita. Quali sono i punti focali? Non occorre esprimere tutti i 23 punti, ma diciamo quali sono i punti focali che determinano un vantaggio per i veneti, perché diciamo che non è tanto l'idea quanto poi il concreto, perché il Veneto si dice allora adesso siamo passati in un altro regime e quindi che vantaggio avrò?
Io penso ci siano 2 o 3 situazioni strategiche nelle 23 competenze che andremo a chiedere. La prima è l'istruzione, riuscire a far sì che ci sia una scuola gestita a livello veneto che superi il buona scuola di Renzi che abbiamo visto a ogni inizio anno scolastico crea disastri. Noi abbiamo la presunzione di poter mettere gli insegnanti al primo giorno di scuola ed essere sicuri che rimangono lì, poter gestire i programmi in base anche alle necessità del mondo culturale, sociale e economico del Veneto, creare dei percorsi scolastici più adatti appunto alle realtà produttive della nostra regione può essere strategico per formare appunto i veneti del terzo millennio. Come cosa magari che può essere da poco ma di base, riuscire a far sì che nella spesa che viene data al Veneto per gestire le scuole materne ci sia una spesa standard a livello nazionale che vedrebbe il Veneto incrementare le proprie risorse di parecchio per i bambini che vanno a scuola materna, perché noi sappiamo che storicamente abbiamo delle scuole paritarie che fanno risparmiare lo Stato ma che sono a carico della regione o dei cittadini. Quindi ci sono delle cose che andrebbero sicuramente a funzionare meglio. L'ambiente è un'altra, secondo me, competenza strategica. Porto un esempio pratico degli ultimi anni che ci ha visto, ad esempio, sulla questione dei PFAS, l'inquinamento PFAS, noi chiedere al governo di mettere dei limiti diciamo, sull'acqua potabile e il governo non ci rispondeva mai. La competenza, se fosse chiara di competenza regionale sia per l'acqua potabile o per le bonifiche, avrebbe accelerato in maniera clamorosa i tempi per affrontare questo problema. Ci sono appunto delle cose che, se gestite a livello locale, darebbero veramente un cambiamento alla qualità della vita dei cittadini. Vado oltre, le sovrintendenze che in questo momento sono gestite a livello statale, abbiamo chiesto di poterle gestire a livello regionale come avviene a Trento e Bolzano. Anche in questo caso penso che daremo una migliore efficienza. Per i nostri telespettatori, sovrintendenze, cosa spieghiamo cosa sono? Per qualsiasi tecnico che deve fare un intervento edilizio in zona tutelata o in zona monumentale, i tempi di attesa per avere un'autorizzazione dalle sovrintendenze ai beni culturali sono incredibili. Pensiamo di poter riuscire a efficientare il lavoro di questi uffici. Parlo per i privati, ma la maggior parte sono gli enti pubblici che devono interloquire per fare opere pubbliche, per realizzare strade, opere di salvaguardia o contenimento di problemi idrogeologici. Potremmo accelerare i tempi in maniera importante e dare più sicurezza ai nostri cittadini o più servizi ai nostri cittadini. Ecco, una delle cose che ho sentito, c'è un rischio aumento delle tasse da parte dei veneti in caso di autonomia per realizzare queste cose, o lo Stato riconosce alla regione un ristoro tale da poter consentire diciamo, alle autorità venete di prendere le decisioni giuste, per esempio grandi opere, per esempio il disinquinamento, la sistemazione della laguna di Venezia. Ecco. Quello che era apparso domenica questa su alcuni giornali, anzi su un giornale in Veneto, virgolettato, era una fake news. Io col direttore mi sono anche permesso, direttore del giornale, mi sono permesso di interloquire in maniera, chiamiamola, muscolare, senza comunque rompere i buoni rapporti, però non puoi mettere, fra virgolette, una cosa che quel sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo non ha detto. Ma io leggo cosa c'è nella preintesa che fa parte ed è stata implementata della prossima intesa che verrà approvata. Si parte dalla spesa storica che va via via superata fino ad arrivare entro i 5 anni ai costi standard. Cosa vuol dire? Faccio l'esempio che facevo prima delle scuole materne. Partiamo dalla spesa storica e arriveremo alla spesa standard che lo Stato spende per ogni bambino in Italia per mandarlo a scuola materna, sia essa scuola pubblica, sia essa scuola paritaria. Quindi non ci sarà un implemento di tasse, ci sarà una compartecipazione del gettito di alcuni o più tributi erariali che vengono pagati in Veneto. È per la prima volta che andiamo ad ancorare le tasse pagate in una regione che vengono appunto poi utilizzate per da quella conoscenza regione. ai nostri telespettatori, il Veneto quanto contribuisce di tasse a livello nazionale? Il Veneto ogni anno versa alle casse nazionali 72 miliardi di euro di tasse
e di servizi ne ha un ritorno che varia di anno in anno dai 52 ai 57 miliardi. Quindi noi paghiamo circa dai 20 ai 15 miliardi all'anno in più di tasse in base alle annate, perché abbiamo annate diverse. Come torna indietro? In denaro, diciamo in valuta, oppure in opere? Io sto parlando in servizi, cioè servizi. fatto tutto, sto parlando dal carabiniere che viene pagato alla pensione che viene pagata, al contributo per l'opera pubblica o al Fondo Sanitario Nazionale. Ripeto, noi come Veneti paghiamo 72 miliardi di tasse all'anno e ne ritornano in servizi 51, 52, 57 in base agli anni. Quindi abbiamo un residuo fiscale da recuperare, che andremo a recuperarlo con i costi standard che sono previsti nell'intesa che verrà affrontata. Ho capito. Ecco, vedo che il nostro Girmo scuoteva la testa, ma non era convinto. Per l'indipendenza scuote la testa, quindi allora, quali sono io i punti nutro che grande non rispetto condivide? per Roberto Ciambetti, ci conosciamo al di fuori di qua, ma devo dissentire su alcune cose. Allora, permesso che se uno ha ascoltato attentamente l'intervista di Giorgetti, non era una fake news, ha detto esattamente quello. No. Sì, però non importa, non voglio parlare del avrete l'autonomia, ma non importa, sì, un riferimento alle Olimpiadi di Cortina, che non fanno parte delle materie richieste come delega, e ha detto: se Regione Veneto e Lombardia vogliono quell'evento, dovranno far fronte con risorse proprie. Non c'entra nulla e niente con l'applicazione dell'articolo 116. Se si ascolta gli ultimi 3 minuti dell'intervista non è così. Comunque non sì, importa, glissiamo questo. Ti do l'originale, ce l'ho anche io. No, scusate, siccome non abbiamo l'intervista, quindi non possiamo farla ascoltare, è una discussione che non infatti, porta glissiamo questo. Allora, torniamo invece alle cose reali. I numeri che ha esposto il Presidente sono assolutamente corretti, nel senso che, ovvio che sono corretti. Detto questo, però, c'è un problema a monte che è insormontabile. Ci sono fondamentalmente 3 regioni in Italia che hanno un pesante residuo fiscale, che sono in primis la Lombardia, quindi a paritetiche più o meno sono le migliori. Il residuo fiscale cosa intende? Sono sostanzialmente quello che stava spiegando per adesso il Presidente Ciambetti, ovvero sia il residuo oltre le tasse che tu paghi. Cioè noi paghiamo 70 miliardi di tasse allo Stato, ne ritornano 50, 20 sono il residuo fiscale, cioè quello che noi diamo in più e che non viene restituito. Allora, queste 3, chiamiamole Ferrari, oggi quindi contribuiscono, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In realtà ce ne sono anche delle altre che hanno un residuo fiscale attivo, ma sono inezie rispetto a quello che fanno queste 3 regioni, in primis la Lombardia. Allora, oggi l'Italia, se è ancora in un limite di sopravvivenza, cosa di cui io ho grossi dubbi, perché per me noi siamo falliti da parecchio tempo, ma non ci fanno fallire, comunque, se l'Italia è ancora al limite di sopravvivenza è perché ci sono questi residui fiscali. Nel momento in cui si dovesse andare a eliminare questo residuo fiscale nel gettito nazionale per riportarlo in quello che è il suo alveo naturale, cioè da dove parte, automaticamente sono ulteriori emolumenti che lo Stato non può più ripartire per appianare le perdite che ci sono su base nazionale. Per cui è tecnicamente impossibile a livello matematico-economico che si possa essere realmente questo sistema di autonomia, cosa che noi vorremmo chiaramente, anche perché, usando le parole che ha usato ieri il Presidente Zaia, ovvero sia l'Italia ha senso logico in ambito federalista, perché il federalismo è centripeto, mentre il centralismo è centrifugo e quindi distrugge quello che è il nucleo di uno Stato. E sono d'accordo anche su queste parole. Il problema è che un discorso è dirlo e un discorso è farlo. Allora, in questo momento purtroppo io credo che, sebbene tanti mi diranno di no, la Lega sia un freno, cioè la Lega ex Nord sia un freno per poter riuscire a... In che senso freno? In realtà è bello raccontare le cose, fa sicuramente elettorato e su questo la Lega è fortissima, perché in Veneto abbiamo... Ma il freno dov'è? Il freno che in realtà a raccontarle ma non farle cambia parecchio. Allora, vuol dire che non è realizzabile secondo lei questo passaggio? Allora, a me piacerebbe vedere persone che stimo come il Presidente Ciambetti che onestamente, oltre al dirlo, alzassero un po' più i toni
nei confronti in modo particolare di quello che ritengo oggi essere il freno principale, ovvero sia Salvini. Salvini, mi dispiace ma è così, Salvini in questo momento è in un governo che ieri ha stanziato tra sgravi fiscali e operatività tecniche 2 miliardi per la Sicilia. Allora, parliamoci chiaro. Ma però la mafia investe nel Veneto, dai. Sì, in dubbio. Sono soldi che rientrano. Cerchiamo di capirci. Allora, siamo di fronte ad un governo nazionale che sta portando avanti, parliamo di uno su tutti, il reddito di nullafacenza. Allora, io mi domando, ma se coloro i quali hanno votato Lega un anno fa avessero saputo che sarebbero stati i fautori della conclamazione del reddito di nullafacenza, io mi domando, ma questi qui, leghisti o non leghisti o comunque votanti Lega, avrebbero ancora votato la Lega se sapevano che c'era un'operazione del genere? Allora, la Lega è nata, storicamente parlando, dall'unione delle Lighe del Nord. Sì. Bene, oggi di quello cosa è rimasto? Niente. O uno potrebbe dirmi è l'evoluzione della specie, io la vedo involuzione. È rimasta la nostalgia. Allora Salvini vuole fare un partito nazionale perché ha capito che facendo un partito solo di alcune regioni purtroppo rimane quello che è. Cioè vuol dire che non avrà mai il potere di andare al governo. Oggi Salvini, cambiando rotta, non so se è positivo per il Veneto o per il Nord o è negativo, questo sta a voi stabilirlo e anche i nostri telespettatori, purtroppo deve cambiare diciamo, linguaggio. E questo linguaggio naturalmente è un linguaggio, siamo tutti italiani e di conseguenza... Presidente, cosa dice in questo senso? Dico che la Lega ha avuto un'evoluzione, perché abbiamo visto in vari tentativi, sto parlando quello del 2006, sto parlando quello del 2010, dove invece di aver scelto noi la classe politica che ci aiutava, tra virgolette, nel percorso di governo, sto parlando di Casini nel 2006, sto parlando di Fini nel 2010, e invece di mantenere il programma di governo fatto, alla fine, al momento del veto, il federalismo fiscale o il referendum, quello per appunto la devolution, veniva meno agli accordi fatti e remava contro. In questo momento la Lega si sceglie i propri deputati da Pantelleria a Vipiteno, dal Piemonte al Molise, e sceglie persone che seguono il programma proposto agli elettori. Cosa stiamo facendo in questo momento al governo? Stiamo subendo una legge elettorale che non era assolutamente chiara, serviva a qualcun altro, in particolare a PD e Forza Italia, che speravano di poter utilizzare questa legge per appunto fare un governo fra queste due forze politiche. Gli è andata male. Un governo contro la volontà degli italiani, l'abbiamo dimostrato. Certo, certo. Poi, dopo 2 o 3 mesi di stallo, le maggiori forze politiche in questo momento presenti in Parlamento hanno trovato una sintesi in un contratto di governo, con cose che non facevano parte assolutamente di quello che era stato detto appunto in campagna elettorale, però è sintesi di 2 forze che avevano programmi diversi. Quindi noi siamo in questo momento a utilizzare un Parlamento uscito con una legge elettorale non sicuramente elegantissima. L'alternativa era andare subito alle urne, magari per la Lega sarebbe stato anche meglio andare subito alle urne, avrebbero sicuramente raddoppiato i parlamentari, però non era quello che i cittadini ci chiedevano, che gli italiani ci chiedevano. È un tentativo fatto, se il programma viene rispettato, se il contratto viene rispettato, questo governo andrà avanti, altrimenti ci saranno problemi. La Lega ha scelto di avere un respiro nazionale, ripeto, per scegliere i parlamentari anche nelle altre regioni che siano coscienti e consapevoli che il programma presentato va rispettato. Casini e Fini hanno fatto altro in altre epoche storiche e l'elettorato giustamente li ha castigati cancellandoli al programma politico. Ecco, sulle grandi opere, cosa potrebbe succedere per esempio se finalmente l'autonomia viene realizzata? Io prendo le parole dette da Zaia questa mattina ai saluti di fine anno della Regione Veneto. Noi siamo per le grandi opere, perché le grandi opere portano sviluppo, portano economia, portano un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La pedemontana l'abbiamo difesa coi denti contro tutti. Io suggerirei il condizionale.
Le grandi opere abbiamo visto, sì, riguardo le opere, quindi questo se lei si comporta riferisce, un cambiamento notevole sull'operatività delle grandi opere, perché la questione di principio sono d'accordo con lei, però mi pare che abbiamo un MOSE. Il MOSE è un'opera gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Palazzo Chigi. E come mai il Presidente della Regione si è mischiato al punto tale da andare in galera? Perché il Presidente della Regione, assieme al Sindaco di Chioggia e al Sindaco di Venezia, è uno dei 3 veneti che siedono nel comitatone formato da 30 persone. Ci sono 3 veneti e 27 romani. Hanno beccato solo... No, hanno beccato anche qualcun altro, però gli altri fanno sicuramente meno notizia. Ma giustamente il procuratore di Venezia ha mantenuto qui l'inchiesta, perché se la mandava a Roma veniva immediatamente insabbiata. Quindi ha fatto più clamore che venga preso il presidente Galan rispetto al magistrato alle acque o al dipendente o al direttore del Ministero delle Infrastrutture, ha fatto più rumore. Però, ripeto, i 3 veneti erano 3 su 30, 3 veneti, 27 romani. Ecco, si può dire che eventualmente un'autonomia può dare una gestione migliore delle grandi opere e una maggiore trasparenza, ne abbiamo parlato molto. L'esempio è proprio la Pedemontana Veneta, che è un'opera di interesse regionale, che dal 1° gennaio 2017 è di piena competenza della Regione, quando non è più stato reiterato il commissario governativo. È un'opera che con dei problemi è stata affrontata e risolta dalla Regione Veneto, e anche in questo caso, se avessimo avuto il Ministero, avremmo avuto tempi più lunghi e situazioni difficili magari da gestire. Noi ci auguriamo che, ripeto, portando a livello regionale certe competenze, le cose si possano affrontare e risolvere alla Veneta. Noi stiamo spingendo tantissimo per la TAV, lo stiamo facendo adesso in maniera più energica con il Trentino su Valdastico Nord, avendo cambiato il presidente di Trento e la maggioranza di Trento, che è favorevole adesso alla Valdastico Nord. Quindi sono cose che metteranno sicuramente benzina nel motore del Veneto, sia perché sono opere che portano un indotto durante la costruzione, sia che daranno un ordine al traffico che avremo sia ferroviario sia dal punto di vista trasportistico nella nostra rete stradale, facendo sì che le strade che servono vengano fatte. Bene, allora, siccome di cose ce ne sarebbero tante da dire, ma avremo modo di incontrarci nuovamente, un po' delle grandi opere abbiamo parlato, siamo in chiusura di questa rubrica del Memento. Un augurio per il Natale e il 2019, Girma. Auguri assolutamente a tutti, ovviamente, che sia un anno ricco di soddisfazione da parte di tutti e che il pacco sotto l'albero sia un pacco con qualcosa dentro. Ciambetti, cosa diciamo? Un augurio intanto a tutti i veneti che hanno sofferto, specialmente nell'ultima parte dell'anno, nelle province di Vicenza, Belluno o di Venezia, e danni del maltempo, che si sono rimboccati le maniche alla Veneta e hanno affrontato un'emergenza assieme alla Regione in maniera importante. Anche in questo caso competenza gestita per la prima volta direttamente dalla Regione, e abbiamo dimostrato di farla funzionare bene. Quindi un augurio intanto a loro che hanno avuto un fine anno non semplice, e ci auguriamo tutti quanti un 2019 molto più, diciamo, performante, proficuo e denso di soddisfazioni rispetto appunto agli anni che ci hanno passato, e io penso che il 2019 possa essere un anno interessante. Una domanda lampo: la fatturazione elettronica devastante. Di chi è il regalo? È un regalo fatto nel 2014, quando avevamo la presidenza della Commissione Europea noi italiani. Ci siamo proposti noi italiani, governo Renzi, di essere apripista a livello europeo, ed è una cosa che è partita, non si è più riusciti a spegnere il pulsante. Il governo non poteva mica chiuderla, però. No, perché un impegno preso con l'Europa avrebbe... Avete disdetto altri impegni, potete disdire anche questo, no? Non abbiamo disdetto impegni con l'Europa, questo era uno di quelli che si è fermato. Non ritenete sia un suicidio? È una cosa che secondo me sarà di difficile applicazione, e secondo me potrebbe incrementare anche il nero. Da imprenditore garantisco che è una cosa di difficile applicazione. Sì, per esempio io ho saputo, ma ne parleremo poi più tardi, che una fattura chiedono 5 euro per fare una fattura. Mi sembra un costo che le imprese non possono assumersi. L'IVA più altri 10-5%. Ma no, non sono questi i costi comunque. Diciamo che c'è la possibilità di poter avere dei gestionali che creano sicuramente le cose più... risposte. Adesso
Adesso tra poco, appunto, dopo la sigla del Memento, diamo l'appuntamento ai telespettatori, ovviamente affronteremo la questione della fatturazione elettronica, cercheremo di capire un po' i pro, i contro, se ce ne sono, i contro quali sono. Grazie a Roberto Ciambetti, buon Natale a tutti. Grazie a Roberto Agimo per essere stati con noi, telespettatori, grazie ancora, auguri anche a voi, qualche minuto di pubblicità, torniamo subito.